è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Amici di Directa Sport, benvenuti al Palasport di Saduchessa, 14ª giornata, la penultima di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket. Girone Sud si affrontano Cus Cagliari e Infa Civitanova Marche. La partita sta iniziando proprio in questo istante agli ordini dei signori Michelle Bavera di Desio e Davide Quadrelli di Cassano Magnago. Da questa gara passano le residue speranze playoff della formazione cussina, che dopo la sconfitta nel derby contro il San Salvatore affronta un altro scontro diretto proprio contro la squadra che detiene l'ottava posizione in classifica. È già arrivato il primo canestro della partita, realizzato dall'angolo proprio dal Cus, dicevamo Civitanova Marche, che spera di portare via dalla Sardegna i punti utili a brindare magari in anticipo la qualificazione ai playoff. Il Cus però non ci sta, ferito nell'orgoglio dopo il derby, vuole reagire. Inizio abbastanza forte da parte della squadra di casa. Ora Striulli, come sempre schierata in posizione di playmaker, ha chiamato lo schema maglia, il palleggio aperto con la mano destra, poi Niola, circolazione sul perimetro, palla sotto per Aneta Kotnis, gira sul perno, non trova la via del canestro, non la trova nemmeno al secondo tentativo, prova un altro tiro in reverse, il più complicato probabilmente, ma quello che va a segno per il 4-0 Cus in questo inizio di partita, come detto abbastanza aggressivo, almeno queste sono le sensazioni di inizio partita. Orsili ha ricevuto da Ada De Pasquale, poi cerca un passaggio di riapertura, il tiro da 3 punti corto, rimbalzo lungo, Striulli non affonda pieno la transizione, preferisce attendere l'arrivo delle compagne, poi spara praticamente nei piedi di Silvia Favento, quindi impossibile per l'esperta ala del Cus ricevere questo pallone molto molto complicato. Si tratterà di rimessa dal fondo, in zona difensiva dal lato per Civitanova Marche, con Veronica Perini che ha servito Orsili, cerca il corridoio di penetrazione andando a destra. De Pasquale ha ricevuto il ribaltamento, palla in angolo ancora. Orsili deve trovare un tiro, Civitanova che sta faticando contro la difesa molto forte del Cus. Arriva il primo canestro della partita, un piazzato dalla media distanza anche in condizioni non semplici, con il difensore che era abbastanza addosso, e allora stappa il canestro per la prima volta Civitanova Marche, portandosi sul 4-2. Qui una sorta di alto-basso a premiare ancora il buon posizionamento profondo di Aneta Kotnis. 6-2 il punteggio, più 4 Cus, piazzato dalla media distanza. Ancora un tiro che si infrange sul ferro, il rimbalzo è per Striulli, dà un'occhiata dentro al posizionamento di Kotnis, ecco servita con il passaggio lob, anche questo interessante. Sbaglia con la mano sinistra la polacca, servita e cercata spesso e volentieri dalle compagne che vogliono subito farla entrare in partita da 3 punti. Il tiro sbagliato, qualche forzatura e qualche scelta abbastanza forzata in questo inizio di gara per Civitanova, mentre il Cus prova a punire. Kotnis mette il pallone per terra, poi chiude il palleggio, vuole servire Favento, situazione qui complicata, errore per il Cus con palla persa. Dall'altra parte Niola si vede costretta a spendere il fallo per non concedere 2 punti facili in quasi 1 contro 0 ad Ada De Pasquale, giocatrice che senz'altro ricorderete, a lungo protagonista in Sardegna per 3 stagioni per l'esattezza, con il San Salvatore Selargius. 3 stagioni in costante crescendo per lei, ma la migliore stagione in carriera è proprio questa con Civitanova Marche. Dentro il secondo, dunque accorcia, rosicchia un punticino la squadra allenata da coach Nicola Scalabroni. Eugenia Caldaro per l'uscita in punta di Silvia Favento. Kotnis riceve il blocco di Niola, poi sale, ma Favento fa prima di lei, prende
un palleggio a restitiro non semplice, con la difesa che non si era praticamente mossa. Tiro dall'angolo dall'altra parte, ancora un errore. Civitanova che cerca di concludere i primi 7-8 secondi dell'azione, ma senza aver costruito dei vantaggi interessanti da attaccare. Caldaro, spalle a canestro, si fa vedere Favento, forse c'era una linea di passaggio. Niola prova a correggere, su tiro è corto, rimbalzo portato giù da Bocola, che poi va a prendersi anche il fallo in particolare commesso da Silvia Favento, una trattenuta che permetterà ancora a Civitanova di rimettere dal fondo nella propria metà campo. Stiamo avvicinando alla metà del primo quarto, partita equilibrata, anche se il CUS ha indubbiamente fatto vedere fin qui le cose migliori. Civitanova con bassissime percentuali al tiro, un solo canestro su azione. Qui un passaggio sporcato, contropiede, 2 contro 1, Striulli per Kotnis da sotto, altri 2 a segno per il CUS Cagliari, che trova anche canestri facili in transizione come in questo caso. Ora Maria Chiara Ortolani, De Pasquale, quindi Orsini, dall'altra parte ancora Civitanova che cerca il varco per la penetrazione. Buona qui la difesa in contenimento di Rachele Niola, si cercava un passaggio sotto per Perini, linea di passaggio sporcata e dunque rimessa dal fondo. Sempre in attacco la squadra di coach Nicola Scalabroni. De Pasquale, lei è stata affidata la rimessa a Orsini, il tiro dall'angolo cortissimo e rimbalzo per Silvia Favento. Corre Niola in contropiede contro 2 avversari e sbaglia, ma c'è la correzione vincente di Eugenia Caldaro. Ottimo CUS in questo avvio di gara, CUS che vola sul +7, 10-3, time out in campo. Vuole parlare subito con le sue ragazze, coach Nicola Scalabroni. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Squadra in campo dopo il time out, vediamo come rientra Civitanova. Perini e poi Orsili, trovata ancora Perini, cerca la partenza per il passo d'incrocio contro Niola, altra buona difesa, altro recupero per il CUS che si invola in contropiede solitario. Striulli manca l'appoggio con la mano destra, la sua conclusione in sottomano è sbilenca dall'altra parte, allora cerca punti facili, li trova Civitanova con una buona circolazione, in questo caso forse per la prima volta in assoluto in questa partita, e dunque -5 chiedo scusa per chi difende, ovvero l'Infa Civitanova Marche, ottava in classifica. Qui il bel movimento con il piede perno, canestro con fallo. Aneta Elena Kotnis, direi la protagonista assoluta di questo avvio di gara. Abbiamo detto questa partita importante in chiave playoff per Civitanova, ma anche per il CUS che però cerca una vittoria per chiudere anche il discorso salvezza in maniera definitiva, mentre converte anche il libero aggiuntivo Aneta Kotnis. Dicevamo CUS che vuole tenere a distanza in maniera definitiva Ponte Buggianese, che vuole evitare a sua volta i play out. Dall'altra parte Civitanova che arriva qui a Cagliari con una striscia aperta di 3 vittorie consecutive, ma sta accusando un inizio di gara davvero al di sotto delle aspettative, soprattutto nella metà campo d'attacco, dove sono arrivate tante forzature, tanti tiri sbagliati. Merito però direi anche della difesa del CUS, molto aggressiva, che non si lascia battere nelle situazioni di 1 contro 1. Dunque faticoso per le marchigiane costruire delle situazioni di vantaggio da attaccare. Perini in angolo, poi in punta ancora da Ortolani. De Pasquale cerca un consegnato, lo trova, quindi Orsili, il pallone sporcato da Niola, poi ricade nelle mani della giocatrice di Civitanova, il pallone depositato a canestro per il -6, 13-7. Striulli, Kotnis, Silvia Favento attende l'arrivo di Niola, si sposta anche Caldaro che
prima chiede il pallone, poi sale a bloccare per il gioco a 2. Niola spara nelle mani di Favento. Questa è una gran tripla per Silvia Favento, che ha trascinato il Cus Cagliari nel corso del secondo quarto in casa del San Salvatore, secondo quarto che ha segnato una prodigiosa rimonta da parte della squadra universitaria dopo una partenza difficile, la tornata a contatto. Favento si è accesa dei 6,75 a queste conclusioni, senz'altro nel suo repertorio, e anche nell'ultima circostanza lo ha dimostrato. Niola intanto ha ricevuto il consegnato, Striulli finta di andare verso il blocco, poi parte forte a sinistra, palleggia, arresto e tiro di gran classe qui per il capitano del Cus. 18-7 il risultato. Ortolani poi mette il pallone per terra, Bocola, circolazione a premiare in angolo ancora Civitanova Marche. Bocola cerca lo spazio per il tiro in reverse, chiede un fallo che però non arriva. Stavolta Striulli non gioca la transizione, preferisce attaccare a difesa schierata e chiamare lo schema testa che prevede questo passaggio in punta per Caldaro. Striulli, c'è Spagliacanestro, ancora Kotnis, non c'è lo spazio per servirla, ancora Favento si prende una licenza dei 6,75 ma stavolta sbaglia. Ortolani ha una mano in angolo da De Pasquale, ancora in punta, fa saltare Striulli, palleggia, arresto e tiro dalla media, sfortunata qui Ortolani, il pallone era quasi entrato, poi è stato sputato dal ferro. Si resta sul 18-7 in favore di chi attacca ed è il Cus. Ancora posizione profonda per Kotnis, pallone che arriva in qualche modo in angolo da Favento, secondo errore consecutivo per lei dopo la tripla realizzata poco fa. Siamo già dall'altra parte con Perini, bomba in transizione, una tabellata terrificante per lei, e allora contropiede Cus con Niola che riesce a realizzare il più 13. Ora il divario si fa netto, deciso, importante tra le due squadre. Come detto, dalle forzature di Civitanova nascono tante occasioni in contropiede per il Cus, forzature, tiri non di altissima qualità, spesso con il difensore attaccato alle braccia. Cus che ha controllo dei tabelloni in questo inizio di gara, dunque riesce a correre, non lo ha fatto in questo caso, preferendo anche un po' gestire il ritmo. Favento, Caldaro fa saltare molto bene Orsili e poi segna con il fallo. Gran giocata qui per Eugenia Caldaro, che ha numeri molto molto interessanti, è andata un po' a sprazzi nel corso di questa stagione, dividendo lo spazio con Aneta Kotnis, ma le sue qualità non sono mai state in discussione. Gran bella iniziativa nell'1 contro 1, fondamentali di post basso, capacità a rimbalzo per la lunga vicentina, la sua seconda stagione in maglia Cus Cagliari. Libero supplementare anche per lei, convertito. 23-7, questo il punteggio sul tabellone. Davvero dominio in questo primo quarto per il Cus, primo quarto invece da dimenticare per Civitanova. Il pallone fuori, c'è il nuovo ingresso in campo di Stefania Maroglio nelle fila di Civitanova Marche. Ecco proprio Maroglio, anzi si tratta di Orsili in questo caso, che non trova lo spazio per la penetrazione. La difesa del Cus è molto chiusa a protezione del pitturato. Valentina Zucca non rifiuta la tripla con metri e metri di spazio, la prende, fa bene e la mette pure. 26-7, uno dei migliori Cus della stagione in questo primo quarto, ripetiamo, contro una squadra che fin qui è la più grande candidata ad andare ai playoff, con l'8° posto in classifica. Trova i 2 punti qui Civitanova Marche, ma si trova in situazione difficile sul meno 17. Striulli resiste alla difesa fisica di Orsili. Favento sotto, Kotnis è pronto qui il raddoppio. Kotnis poteva forse effettuare il passaggio in angolo, non se ne avvede. L'anticipo e poi la preghiera di Striulli, non c'è neanche il tabellone. Termina il primo quarto, un gran Cus è avanti su Civitanova Marche col punteggio di 26-9.
J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Squadre in campo per l'inizio del secondo quarto. A Sa Duchessa vantaggio Cus 26-9 dopo i primi 10 minuti di gioco. Davvero perfetta la squadra universitaria. Dall'altra parte invece Civitanova Marche davvero spenta. Vediamo come torna in campo la squadra di coach Scalabroni, che schiera anche Maria Giuseppone, pivot arrivata da Napoli a stagione in corso. Qui subito un errore, percentuali terribili davvero per le marchigiane. Questi primi minuti di partita. Striulli si sposta Neta Kotnis per un'altra ricezione in post basso, stavolta viene anticipata, e poi il contropiede che Giuseppone prova a chiudere con errore. Poi Caldaro si tuffa nel tentativo di salvare il pallone. Secondo l'interpretazione arbitrale l'ultima a toccare è stata lei, e allora sarà un'altra opportunità offensiva per Civitanova. Risultato che non è ancora cambiato dal ritorno in campo delle due squadre, sempre 26-9 per le Cussine, con la ricezione fuori per Maroglio. Cerca in qualche modo Ortolani che prende un tiro fuori equilibrio, lo sbaglia e non di poco. Diciamo che in qui il secondo quarto di Civitanova è andato sulla falsariga del primo, con qualità scarsa assolutamente di tiri presi. Kotnis anche dimensione perimetrale, ne abbiamo parlato tante volte nel corso di questo campionato, qui però sbaglia. Allora Maroglio, anzi Orsili dall'altra parte. Qui è buonissimo lo scarico per Giuseppone, che recupera la posizione dei piedi, l'equilibrio per mandare a segno questo canestro che vale il 26-11. Meno 15 Civitanova, e la montagna da scalare è ancora lunga e soprattutto impervia. Kotnis, consegnato per Striulli, può affondare sul corridoio centrale, prova a mettere in ritmo poi Zucca, subito a segno in questa partita con un'importante tripla. Il servizio in angolo da Striulli a Kotnis allo scadere dei 24, errore. Poi Kotnis cerca un giro sul perno, viene derubata del pallone, palleggio restrittivo dalla media, lungo qui per Orsili, poi lotta a rimbalzo con Striulli e la sua avversaria diretta Jessica Trobbiani, che si contendono il pallone. Palla contesa, rimessa per il Cus Cagliari, e questa è la scelta. Ci sono dei cambi con coach Scalabroni che cerca disperatamente di mulinare la sua panchina per trovare delle soluzioni, un po' di energia, qualche risposta dalla sua squadra fin qui assolutamente assente a Sa Duchessa. Ma ripetiamo, i meriti sono soprattutto del Cus, bravo a interpretare il match nel miglior modo possibile. C'è il pallone intanto per Eugenia Caldaro, qualche persa di troppo ora per il Cus, che non deve assolutamente staccare il piede dall'acceleratore. Suggerimento sotto, poi De Pasquale per Maroglio, cambia mano contro Striulli nei 5 metri, ennesimo errore per Civitanova Marche. Allora, mani fredde a dir poco per la squadra bianco-blu. Caldaro, qui il passaggio verso Zucca è murato, poi ci riprova Caldaro, che si è forse incaponito un po' troppo. Allora attacca Civitanova con Ada De Pasquale, una delle migliori tiratrici da 3 del girone sud, che ancora non si è vista. Giuseppone, altro giro sul perno, errore, se non altro sta provando a dare un po' di vivacità alla lunga campana, notata di grande fisicità, come potete vedere. Striulli attaccata da Maroglio, c'è Valentina Zucca, si prende anche lei un tiro dalla media. Buona personalità se non altro per
dei gioielli di maggior pregio nel CUS. Il tiro corto per De Pasquale, fatica ancora ad accendersi, c'è Silvia Favento che serve poi Erika Striulli. Caldaro tiene fermo il pallone, forse anche un po' troppo a lungo, poi Favento, altra situazione, spalle a canestro, prova a girarsi contro Trobbiani, ci riesce, canestro con fallo, soluzione di rara maestria davvero per Favento, grandissime doti di piede perno, di 1 contro 1 spalle a canestro, qui lo ha dimostrato Trobbiani, eppure esperta, classe 89, ha boccato in pieno. Allora c'è un nuovo time out chiamato da coach Nicola Scalabroni sul 28-11 in favore del CUS Cagliari. Si torna in campo dopo il time out, c'è il libero supplementare per Silvia Favento. Sbagliato, dunque resta sul più 17 la squadra di Federico Sciascia, chiamata Pollice nell'attacco di Civitanova con Maroglio dal palleggio, doppio post alto, qui il blocco scelto è quello di De Pasquale che poi riceve oltre l'arco, restituisce a Maroglio, trova Trobbiani, prova a battere Puggioni, nuovo ingresso in campo per le rossoblu. Maroglio, buona palla qui sotto, il tiro in reverse di Ortolani è sbagliato, chiedeva anche un contatto non ravvisato però dagli arbitri. Striulli per Puggioni, ancora quindi Striulli, Favento, altra situazione, spalle a canestro, qui preferisce premiare Valentina Zucca. Che bomba per Valentina Zucca, più 20 CUS, 31-11 e 2 bombe per la giovanissima di Federico Sciascia, con minuti importanti, minuti di responsabilità, risposto presente, molto molto brava. Qui si voleva servire questa sorta di mismatch che Trobbiani aveva a disposizione contro Puggioni. Linea di passaggio sporcata dalla stessa Puggioni, allora si dovrà accontentare di una rimessa dal fondo. Civitanova Marche con Maroglio che nel frattempo è uscita ed è tornato in campo Perini con il numero 7. Ecco la servita, cerca la partenza verso sinistra, passo in incrocio, non c'è spazio, scadono i 24 secondi e altra difesa eccellente per il CUS che non concede nulla davvero negli 1 contro 1. Altra sostituzione per Federico Sciascia, che ora ha anche la possibilità di far respirare un po' le giocatrici del suo quintetto titolare. Torna Rachele Niola, anzi chiedo scusa, c'è Lavinia Gaetani in campo in questo momento, mentre Civitanova, come prevedibile, sceglie un atteggiamento difensivo a zona per provare a ridurre il gap davvero molto profondo a questo punto. Qui l'iniziativa con errore sempre dal post basso dopo un buon giro dorsale. Trobbiani attende l'arrivo di Veronica Perini che trova l'appoggio vincente a canestro con la mano sinistra. 31-13. Striulli per Favento, alla subito sotto per Ridolfi, qui forse c'era anche un contatto falloso, non è così secondo gli arbitri. Attacca Civitanova con Giuseppone, sospetta violazioni di passi sulla sua partenza, si continua a giocare. Perini prova ad attaccare la linea di fondo, buon contenimento di Gaetani, poi il tiro dall'angolo ancora con soluzione corta per Civitanova, mette ordine, mette calma. Lavinia Gaetani, altro pezzo pregiato nel settore giovanile cussino. Ridolfi per Favento, il tiro fronte a canestro, altri due. Silvia Favento dopo Kotnis
è stata lei a prendere in mano la squadra un po' dal punto di vista offensivo. 33-13, sempre più venti. Perini porta il pallone praticamente in angolo. Buona la difesa di Puggioni, in questo caso resa ancora la vita complicata qui nel passaggio sotto per il mismatch Perini-Gaetani. Alla lunga però riesce quantomeno a guadagnare un fallo. Formazione di Civitanova Marche che arriva a Saduchessa con, come detto, 3 successi consecutivi. L'obiettivo dall'altra parte del CUS è duplice, non solo quello ovviamente di vincere, ma anche c'è la concreta possibilità, visto anche l'andamento della gara in queste sue prime fasi, di ribaltare la differenza a canestri dell'andata. Lo scorso 6 gennaio a prevalere fu Civitanova con il punteggio finale di 67-61, e allora solo 6 punti, un'impresa possibile per le rossoblù, che ci proveranno senz'altro. Qui la tripla assegno per De Pasquale, che finalmente si accende. Un po' di conforto per coach Scalabroni, che come detto le sta provando davvero tutte. Ha pescato anche la zona in questa fase della partita. Caldaro in angolo, restituisce in punta per Gaetani, fa circolare rapidamente. Striulli osserva la situazione dentro. Caldaro per Kotnis, combinazione interessante, manca lo spazio per il tiro. Nasce qui una persa per il CUS, che comunque ci ha provato. Il rientro difensivo non è male per le universitarie. Trobbiani poi sbaglia l'ultimo tocco a rimbalzo è di Alessandro Orsili. Play classe 2001 di Civitanova. Stavolta il time out sul 33-16 lo chiama coach Federico Sciascia. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Rimessa CUS eseguita e possesso affidato ancora alle mani di Lavinia Gaetani. Caldaro si apre in punta e riceve Erika Striulli, cerca di sporcarle il pallone Orsili. La penetrazione andando a destra, il tiro con errore, poi lotta a rimbalzo che premia Civitanova Marche. Orsili perde il controllo del pallone, recupera Puggioni, un po' di confusione ora. Striulli prova ad andare lungo la linea di fondo, finisce per terra a lottare, riapre Puggioni, è una tiratrice con metri di spazio qui, però non riesce ad andare a segno. Allora corre Civitanova dall'altra parte, preso il centro dell'area, Kotnis sporca il pallone, atterrata con le cattive qui Gaetani, ancora attiva però sul pallone. Tutto sommato buono il suo impatto in partita, nonostante non sia ancora riuscita ad andare a segno. Si resta sul 33-16 in favore di chi attacca, con Gaetani che ha chiamato ancora lo schema offensivo. Ovviamente la situazione di punteggio permette di tenere in campo le più giovani, con qualche veterana a supporto come Erika Striulli. Qui bel canestro ancora, Eugenia Caldaro che realizza il 35-16 quando ci stiamo avviando ormai verso le fasi conclusive del primo tempo. Penetrazione centrale con errore per Ortolani, anzi si trattava di Orsili. Gaetani per Striulli, tenta l'anticipo qui senza successo Trobbiani. Caldaro tiene vivo il palleggio, offre il consegnato nelle mani di Gaetani. Difesa ancora di Trobbiani. Gaetani chiude il palleggio, trova Striulli, si deve affrettare il CUS. Palla persa, contropiede per Orsili, errore. Tiene vivo De Pasquale da sotto, cerca la correzione, trova quantomeno il fallo della difesa. 2 liberi dunque per Ada De Pasquale. Ha bisogno di limitare i danni, senz'altro Civitanova in
conclusione di questo primo tempo molto molto difficile qui a Cagliari. Primo tiro libero per De Pasquale con canestro, quello del 35-17. Dentro pure il secondo, 35-18. Questo il punteggio sul tabellone. Gaetani palleggio con la mano sinistra, poi si sposta verso destra, provata Puggioni, avvicina Striulli. Ecco Erika Striulli che va in mezzo alle gambe, ottimo il crossover, il tiro corto per Striulli che aveva fatto tutto benissimo. Allora Civitanova che si affida a De Pasquale, Trobbiani è accoppiata qui con Gaetani, alla spalle a canestro, poi si prende il tiro da 3 punti, Perini sbaglia, Caldaro protegge l'uscita del pallone, ancora agitazione sulla panchina di Civitanova, forzature, tiri di scarsa qualità presi anche in questo secondo quarto, cui la squadra è stata capace di realizzare appena 9 punti, altrettanti erano stati realizzati nel primo periodo. Qui c'era una situazione interessante per Gaetani che non è riuscita a concludere in reverse. Termina il primo tempo allora a Saduchessa, il Cus domina Civitanova Marche sul 35-18. Inizia il secondo tempo a Saduchessa, il primo possesso è per Civitanova con Maroglio, si prende il blocco di Giuseppone, poi ancora circolazione di palla per Civitanova che cerca qualcosa in più dal punto di vista offensivo dopo 20 minuti davvero difficili, con 18 punti soltanto realizzati. Subito una tripla a segno, De Pasquale prova a indicare un po' la strada alla sua squadra, la coccia 35-21. Striulli per Niola, prosegue ovviamente con la zona Civitanova Marche, Caldaro, Striulli, Kotnis si fa vedere, riceve invece Niola, c'è in punta Eugenia Caldaro, mezza idea di attaccare Giuseppone, ignorato il backdoor di Striulli, tripla difficilissima per Favento allo scadere dei 24, questa è una magia clamorosa di Silvia Favento, forse anche mezzo contatto sul braccio al momento del tiro, comunque non ha protestato Favento, davvero giocata di classe qui, bel taglio con canestro, arrivando a rimorchio per Veronica Perini. Striulli, Favento, Niola, ha spazio per la tripla, non è una tiratrice ma di tanto in tanto sa metterla. Poi la lotta a rimbalzo, Kotnis non lascia lì nulla nel duello con Bocola e fa bene perché il possesso viene assegnato proprio alla sua squadra. Dopo il fischio di palla contesa.
Niola sulla rimessa offensiva trova Aneta Kotnis, quindi Striulli. Arriva Kotnis per il blocco, Striulli parte dalla zona opposta, lascia nelle mani di Niola, canestro da 2 punti, ma comunque di gran pregio ancora per il Cus, che vola sul 40-23. Orsili dall'altra parte, pronta Giuseppone per bloccare. De Pasquale restituisce la sua playmaker, cerca il gioco a 2 con Bocola che rolla dentro ma non viene servita. De Pasquale ancora una situazione complicata, trova Bocola, tripla difficile e sbagliata. Poi il filo rosso che ha accompagnato tutta la gara di Civitanova Marche. Qui difficile trovare dei tiri aperti. Palla sotto, Kotnis, altri 2 per Aneta Kotnis e palla recuperata anche dal Cus in maniera facile. Civitanova inizia a dare dei segnali di scollegamento, diciamo così, dalla partita. Ancora attaccato il pitturato qui con Eugenia Caldar, che si prende un buon fallo dalla difesa sul 42-23. Ripetiamo, 2 tiri liberi per la giocatrice ex Velkofin. Caldaro segna il primo tiro libero. E dentro anche il secondo, 44-23. Situazione sempre in controllo per le universitarie di Federico Sciascia. Ribaltamento di lato per Trobbiani, giro sul perno, tirata sul raddoppio. Perini ancora tiene botta difensivamente la squadra di casa, se poi va a commettere il fallo a lungo andare su Orsili, fallo che permette a Civitanova di rimettere dal fondo con De Pasquale che è pronta. Si smarca qui Perini, ancora fuori De Pasquale. Dall'altra parte la tripla sul secondo ferro, rimbalzo lungo di Aneta Kotnis che lascia nelle mani di Erika Striulli. Caldaro e quindi Rachele Niola per Silvia Favento, chiude il palleggio, va a spalle a canestro da Kotnis, lascia nelle mani di Favento, in angolo Caldaro da 2, errore, rimbalzo stavolta portato giù bene da Bocola. Palla fuori, palla dentro, qui non male l'idea per Civitanova che però naufraga, ma naufraga anche il possesso del Cus. Tripla con spazio, De Pasquale di solito queste le mette a occhi chiusi, ma davvero sembra essere giornata oggi per Civitanova. Perini dall'altra parte ribalta, altra tripla, altro errore, percentuali davvero deficitarie per Civitanova Marche, che come detto spesso si è accontentata di soluzioni difficili dall'arco, ma talvolta non l'ha messa nemmeno trovando dei tiri aperti, circostanza che si è verificata non tanto frequentemente, ma circostanza che comunque si è verificata. Tanto campo anche per Sara Sayas, come detto le condizioni di punteggio consigliano, situazione di punteggio, chiedo scusa, consiglia di mettere in campo, di far fare un po' di esperienza, diciamo, alle più giovani che meritano la possibilità di giocarsela, per quanto dimostrato in precedenti apparizioni, per quanto dimostrano in allenamento, come ci racconta lo staff tecnico del Cus. Favento per Sayas, chiude il palleggio fuori, Favento cercava un possibile passaggio sotto per Kotnis, qui gioco fermo, palla persa, Cus sul più 23, 46-23. Doppiata una Civitanova davvero in versione negativa questo pomeriggio.
De Pasquale porta il pallone in zona offensiva, lo cede all'indirizzo di Maria Chiara Ortolani. Partenza verso sinistra, poi ancora fuori De Pasquale da 2 punti, tiro morbido ma sbagliato e rimbalzo catturato da Zucca. Saias un po' sorpresa, ma controlla comunque il pallone. Saias, Niola, oltre lei a chiamare lo schema offensivo, il pallone si muove rapidamente sul perimetro, la caccia di soluzioni sotto per Kotnis che non aveva un posizionamento perfetto. Allora il tiro sbagliato da Perini, poi Saias va da Kotnis, tiro appoggiato al vetro, dentro per il 48-23. Perini ha un passo dall'anticipo Niola, che poi arriva sul pallone in un modo o nell'altro, che era destinato a Trobbiani. Fa vento, deve liberarsi dalla pressione di Ortolani. Kotnis non va lontana dal potenziale gioco da 3 punti. Cus con una marcia in più, senz'altro, come abbiamo varie volte sottolineato. E nuovo time out in campo. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Ci sono 2 tiri liberi per Aneta Elena Kotnis, trascinatrice soprattutto in avvio del Cus in questa partita. Realizzato il primo 49-23. Molto spesso cercata, coinvolta nel pitturato. Kotnis fa 2 su 2, mette ancora più al sicuro il risultato per le universitarie sul 50-23. Servito qui bene il taglio, ancora un errore, ancora una difesa aggressiva per la squadra di Federico Sciascia, che non può che essere soddisfatto per quanto mostrato fin qui dalle sue ragazze. Zucca sotto ancora per Kotnis, l'aiuto difensivo qui di Trobbiani è troppo aggressivo secondo la lettura arbitrale, dunque c'è il fallo, c'è anche la rimessa in attacco per il Cus, rimessa dal fondo in particolare. Sarà Niola a eseguire, va a occupare l'angolo Zucca. Sono pronte Saias, Kotnis e Favento per bloccare in angolo il tiro in avvicinamento per Saias, non trova la gioia personale. La giocatrice ex Mercede. Pallone in punta e poi la partenza forte verso destra, perde la maniglia Orsili. Poi fuori Trobbiani, corto, Tepauta rimbalzo, extra possesso Civitanova, De Pasquale, Trobbiani, Perini. Muove il pallone Civitanova e cerca una conclusione, la trova ma molto lunga in questo caso con Ortolani. Poi si continua a lottare sul pallone, secondo extra possesso per la squadra di Scalabroni, penetrazione andando a destra, De Pasquale attacca il canestro, fa bene perché trova il fallo. Muove il tabellino De Pasquale dentro il primo libero, dentro pure il secondo, 50-25. Situazione di punteggio che la dice lunga, attenzione alla press qui per Civitanova, press attaccata in maniera abbastanza rischiosa da Saias, molto meglio muovere il pallone infatti in frazione di 8 secondi.
Un'altra situazione da gestire per lo staff di coach Sciascia e del suo assistente Andrea Ghiani. Un'altra arma, anche questa disperata e prevedibile senz'altro per Civitanova, la press dopo la zona metà campo mostrata già nelle battute conclusive del primo tempo. Servita qui Veronica Perini, dà avvio a questa azione d'attacco di Civitanova. Abbiamo 2 blocchi consecutivi. Trobbiani, pallone fuori, poi tentativo in penetrazione, buonissimo lo scarico per Ortolani, che arriva però oltre il limite dei 24 secondi. Terzo quarto da soli 7 punti segnati, prestazione offensiva davvero sconsolante per Civitanova, che riprova ad attaccare il Cus con questa press. Questo invece è stato un ottimo attacco alla press con il pallone mosso, con i tempi giusti, con lo schieramento giusto. In precedenza Sayas era stata un po' sorpresa. Intanto attacca il canestro Zucca, come detto non difetta assolutamente di personalità oltre che di fisicità. 2 liberi, diciamo, meritati per lei, per l'intraprendenza mostrata in questa situazione di 1 contro 1. Segnato il primo, 51-25. È segnato pure il secondo. 27 punti di vantaggio per chi difende. Ortolani, Maroglio vorrebbe il pallone in angolo, si preferisce andare da Perini che sbaglia. Ortolani da sotto riesce a trovare la deviazione vincente. 52-27. Nuova situazione di press per Civitanova. Sayas rischia qualcosa, palla persa. Altro attacco da rivedere contro la press per la playmaker originaria di Assemini, Zucca. Quindi Niola, chiamata a dare anche un po' di esperienza. Zucca trova Favento, la tripla, segna una sentenza. Silvia Favento spinge il Cus sul 55-27. Prova a rispondere De Pasquale, la mette anche lei. Concessa qualche tripla aperta, De Pasquale fin qui ha graziato sempre il Cus, stavolta non lo ha fatto. Sul più 25 c'è il time out in campo. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Rimessa dal fondo per il Cus, che rimette in campo Striulli. Zucca deve esplorare situazioni contro la zona press meglio di Civitanova. Striulli ancora dentro ugualmente a zona per la squadra di Scalabroni. Niola perde la maniglia, attenzione a questa situazione di contropiede. Maroglio, qui bella la finta, bello il giro sul perno. Ottimo canestro per un'altra giovanissima, classe 2001, anche Stefania Maroglio. Numero interessante per lei. Niola non guarda neanche il canestro qui, preferisce rallentare, fa bene. Striulli in punta, si prende qualche secondo, è pronto il blocco di Favento verso sinistra. Favento che poi vorrebbe ricevere il pallone. Caldaro, anzi Zucca prova a sfondare andando verso sinistra, tiro difficile, sbagliato, era buono lo scivolamento difensivo della giocatrice di Civitanova. Civitanova che guadagna la rimessa dal fondo. Riceve Maroglio e poi pallone portato nella metà campo offensiva dalle marchigiane. Maroglio,
alla sotto per Ortolani contro Favento. De Pasquale ci prova ancora da 3, la mette meno 20, 55-35, dei tripli in fila per la guardia originaria di Santa Maria Capua Vetere. Zucca, poi Niola, liberissima in angolo, Valentina Zucca trova l'8º punto della sua partita e poi termina il terzo quarto. Cus ancora in controllo sul 57-35. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. ...22 punti di vantaggio da difendere per il Cus quando mancano 10 minuti esatti al termine di questa partita valida per la 14ª e penultima giornata del campionato di Serie A2 femminile girone Sud. Ricordiamo anche i prossimi impegni di queste due squadre con la formazione universitaria che andrà a far visita alla Matei Plast Bologna, mentre Civitanova Marche riceverà la visita dell'Integris Roma. Dunque turno sulla carta più morbido per la squadra di Scalabroni, avrà l'opportunità, nonostante questo passo falso che sta prendendo forma sul parquet di Saduchesa, diciamo, avrà l'opportunità di chiudere il discorso playoff. Il destino passa per le mani unicamente delle marchigiane, appunto. Impegno molto più difficile per la squadra rossoblù e quel di Bologna. Ricordiamo che le partite della prossima giornata si disputeranno tutte quante in contemporanea alle ore 20:30 di sabato 27 aprile. E fuori Favento c'è Madeddu in campo per il Cus, che può permettersi, come ho detto, di amministrare, ma anche magari di farsi rosicchiare qualche punticino, di lavorare insomma per le proprie giovani. Qui Orsili, c'è anche di mezzo l'orgoglio di Civitanova che non ci sta ad arrendersi dopo una prestazione così opaca. Puggioni, Niola, Striulli, ovviamente si pensa anche ai minutaggi in casa Cus visti tanti impegni ravvicinati. Madeddu mette il pallone per terra, rischia la persa, cede fuori per Niola. Striulli cambia mano, cerca di penetrare. Striulli sul secondo ferro, poi pasticcia a rimbalzo Civitanova che poi lo riesce comunque a controllare. Maroglio, partenza verso sinistra, poi in punta, giro sul perno, palla fuori da 3 punti, tiro ben preso qui da Civitanova, errore, rimbalzo di Kotnis che allarga anche i gomiti per proteggere il pallone, azione regolare. Puggioni, Kotnis, si prende il tiro andando a sinistra con la mano destra, morbidissimo, gran classe per lei. 59-37. Trobbiani, poi Ortolani che prende la linea di fondo, il tiro sbagliato da Maroglio ma tiene vivo a rimbalzo Civitanova con Alessandro Orsili. De Pasquale tripla frontale dentro. Ada De Pasquale che si è svegliata direi decisamente in ritardo, ma ora sta macinando punti, canestri, tiri dei 6,75, come ho detto la assoluta specialità della casa. Siamo sul 59-40, sempre 19 punti di vantaggio per il Cus, a pescare un'altra situazione
Interessante dalla panchina coach Scalabroni con Giuseppone, che se non abbiamo visto male è tornata in campo. Dunque quintetto alzato, l'uscita di Maroglio, difesa a zona, fronte dispari, 1-3-1, chiedo scusa, tiro dall'angolo intanto di Kotnis, va dentro. Poi dall'altra parte c'è il fischio arbitrale che manda in lunetta Alessandra Orsili. Segnato il primo, 61-41. È segnato pure il secondo, non fa paura a Civitanova. Ancora press, esce benissimo la squadra di casa. Kotnis lascia nelle mani di Striulli, partenza verso sinistra perché il passo d'incrocio, c'è un'infrazione di passi nettissima e infatti non può sfuggire agli arbitri. Qui l'anticipo buono sulla linea di passaggio di Federica Madeddu. Mentre è pronto il ritorno in campo di Eugenia Caldaro, che va a rilevare Aneta Kotnis. Si smarca e riceve sulla rimessa Trobbiani, affida il pallone nelle mani di Orsili, in angolo da Ortolani, linea di fondo buona per Ortolani, errore, recupera il rimbalzo, viene fermata fallosamente da Madeddu e dunque avrà la possibilità di andare in lunetta con 2 tiri liberi. Dentro il primo. E dentro pure il secondo. Sono su 61-44. Eliana Puggioni. Striulli, ancora Puggioni. E nuovamente la pressa attaccata bene dal CUS, anche se ovviamente Civitanova, come inevitabile che sia, mangiato qualche secondo. Ora cerca il pallone con Maroglio, Favento, l'uscita di Puggioni. Ancora Puggioni, la difesa molto fisica di Trobbiani, consegnato per Favento, stava scadendo il cronometro di 24, contropiede 3 contro 1 addirittura per Civitanova, il tiro sbagliato, poi il lavoro a rimbalzo di Madeddu, prima di Caldaro, poi a terra più che altro. Palla contesa con possesso Cuscaglieri, proteste di Striulli. Il gioco che è ripreso con Puggioni, che ha affidato il possesso nelle mani di Striulli, la chiamata della giocatrice in canotta numero 7 Favento, prova ad attaccare la linea di fondo, Caldaro sotto, Niola, anzi chiedo scusa, Federica Madeddu, che non ha trovato la via del canestro, cerca ovviamente anche la soddisfazione personale. Quasi 2 anni di sfortuna per lei, un infortunio dietro l'altro dopo che si era segnalata all'altezza della situazione più che mai anche del palcoscenico della Serie A2. Civitanova più che altro per l'orgoglio, quando la situazione di punteggio è ormai compromessa. Striulli,
Puggioni guarda il canestro, si prende la tripla, secondo ferro, nulla da fare. Poi corre Civitanova con il tiro di Ada De Pasquale, nuova tripla a segno. 61-49. Federico Sciascia, coach del Cuscagliari, vede qualcosa non gli va a genio, insomma, va a chiamare il time out. Squadra in campo, pronta a riprendere il gioco, rimessa di Striulli, solita press per Civitanova, attaccata da Puggioni. Striulli, non scadono di 8 secondi, chiamata a testa per la playmaker, capitano del Cus, che poi perde comunque il pallone. Orsili dall'altra parte cerca di punire, ribaltato il lato De Pasquale, quindi Perini, palleggio con la mano sinistra, poi si affida ancora alla compagna Orsili, tentativo in penetrazione, tiro cadendo all'indietro sbagliato. Caldaro, Cus che può per quanto possibile anche cercare di far passare qualche secondo, giocare senza frenesia. Il peggio che è fermo un bel po' per quanto riguarda le rossoblù. Puggioni per Favento, ribaltato il lato, Striulli, il tiro da 2 punti anche in questo caso. 63-49, punti utili come detto per tenere a bada questi ultimi disperati assalti di Civitanova Marche. Ortolani riapre, poi palla ancora dentro, spalle a canestro Trobbiani, si fa vedere Civitanova qui con il tentativo di Perini, errore Kotnis, grande tranquillità, poi il gioco fermato perché una giocatrice era rimasta a terra. Si trattava di Alessandra Orsili per Civitanova Marche. Tornerà Saias invece per le Cussine. Un po' di riposo meritato per Striulli, rare le sue iniziative personali, ha badato più che altro a mettere in ritmo le compagne, prestazione da capitano, comprendendo e leggendo ancora bene il momento della partita. Sempre 1-3-1, l'atteggiamento difensivo a zona per Civitanova, e così più o meno dalle fasi conclusive del primo tempo. Caldaro cercava Kotnis, tiene vivo Saias. Favento, ennesima tripla a segno per il Cuscagliari. Silvia Favento in odore di MVP questa serata saduchessa. Caldaro non riesce a salvare il pallone, se lo porta oltre la linea di fondo campo. Rimessa dal fondo per Civitanova, quintetto particolare quello schierato da Federico Sciascia. Ma vedo non è più in campo in questo momento, ci sono però Saias, ho detto anche Puggioni, qui una tabellata, poi Trobbiani, altro tiro corto, tiene vivo De Pasquale. Anzino, rimessa Cagliari. Eseguita la rimessa, Saias, Favento, poi ancora Saias. C'è Kotnis che restituisce alla giocatrice ex Mercede
prova a rollare dentro, apre in realtà il varco per la penetrazione molto ben eseguita di Sara Saïas per punto numero 68. La partita del Cus Caldaro, rimbalzo difensivo, poi conduce anche la transizione. Caldaro si protegge, si arresta, va in angolo da Saïas, punta la linea di fondo, non c'è lo spazio per lo scarico. Zucca guarda il canestro, la tripla sbagliata, Favento a rimbalzo, cercava di toccare, poi non demorde Kotnis, altra opportunità per Favento, nuovo errore, quindi Civitanova rischiava di pasticciare. Orsili, non ci credono più le giocatrici marchigiane, ma non si abbassa il livello di energia difensiva del Cus De Pasquale dall'angolo. Errore, poi corregge, quantomeno ci prova, rimbalzo. Ortolani offre lo scarico sotto per Veronica Perini, canestro facilissimo. Altre sostituzioni in campo. Dovrebbe esserci spazio per Santoru, se non vediamo male, in casa rosso-blu. Fuori Favento. Torna Gaetani. Proteste della panchina del Cus, le vedete. Dall'altra parte c'è spazio per Pellicetti con il numero 21. Partita che è virtualmente terminata, non ancora autorizzato il cambio per Gaetani. Che sostituisce Kotnis. Ecco qui la sostituzione finalmente autorizzata. La missione in questo finale di Civitanova può essere quella di non far ribaltare la differenza canestro a Cus Cagliari, ma sul 68-49 direi che anche questa possibilità è decisamente sul viale del tramonto, salvo miracoli piuttosto improbabili. Vedremo come andrà. Zucca, tutta velocità, Zucca cerca Caldaro, poi Gaetani, ancora Caldaro, mette il pallone per terra, trovata Saïas, prende il blocco di Gaetani. Saïas prova a penetrare, cercava Santoru, buona l'idea, non la realizzazione. Dall'altra parte Civitanova con il tiro, canestro con fallo, in questo caso per Veronica Perini. Non si vuole arrendere, accorcia sul 68-51, avrà l'opportunità anche a cronometro fermo. Converte il gioco da 3 punti Perini, 68-52. Zucca torna fuori, Saïas, Gaetani, quindi Caldaro, finta di consegnato, vuole a tutti i costi Saïas, buona la penetrazione, meno il tiro di Sara Saïas. C'è il tiro di Santoru anche per il Cus, decisamente lungo, e poi i passi di Ortolani, scene da garbage time senz'altro. Questa Duchessa in una gara che, come detto, è già virtualmente terminata da un pezzo, con la vittoria stagionale numero 13 per le cagliaritane, che salgono a quota 26 punti in classifica, si portano a -2 da Civitanova Marche, in attesa di sapere anche cosa riuscirà a combinare San Salvatore sul campo di Faenza, che andrà in scena alle ore 19:30. Intanto Saïas sbaglia ancora, Gaetani, pallone che si perde oltre la linea laterale, verrà offerta a Civitanova
Marche per la rimessa da zona difensiva. Ortolani, anzi chiedo scusa, Orsili cerca di superare Sayas. Ancora Orsili, si prende la tripla con l'aiuto degli dei del basket. Riusciamo ad andarla a segno, 68-55. Zucca per Caldaro, e poi Gaetani, ancora Caldaro. Chiede, ottiene il pallone Valentina Zucca, chiude il palleggio, deve affrettarsi il Cus. Sayas prende il blocco, penetra a sinistra, arresto e tiro allo scadere di 24, anzi cronometro che si era spento. E allora nulla di fatto, Cus che rimane a quota 68. Orsili, trovata Pellicetti e finisce qui. Il Cus Cagliari ottiene la 13ª vittoria stagionale e batte con pieno merito Civitanova Marche con il risultato finale di 68-57. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.